Tiro dalla bandierina, siamo nella fase finale del primo tempo contro il Neapolis. Un giocatore dell'Akragas va su, ma invece di staccare di testa, ecco cosa fa: colpisce la palla con la mano. Gol ovviamente annullato, il danno, poi la beffa, scatta il cartellino rosso perché era stato già ammonito. Protagonista in negativo è proprio lui, Sasa Astarita, fermato nell'ambito dell'operazione calcio scommesse che ha travolto i campionati di Serie D e Lega Pro. Astarita allora una delle presunte pedine nelle mani di un'organizzazione gestita dall''ndrangheta appartenente alla cosca Iannuzzo, con il coinvolgimento di giocatori e dirigenti, un'associazione criminale per alterare i risultati delle partite. Ma tu no, io sono stato là, ho parlato con Moxerano, l'allenato. Avevo pagato prima. Per la cronaca, la gara tra il club Campano e la formazione bianco-azzurra era il 24 novembre 2014 con il punteggio di 2-2. Quel gesto di Astarita, quantomeno sospetto, trova la conferma della volontarietà in uno dei passaggi contenuti nelle intercettazioni acquisite dalla procura di Catanzaro. 4 giorni dopo il match, infatti, il difensore ex Akragas e il presidente del Neapolis vengono beccati al telefono e l'arcano, secondo gli inquirenti, viene svelato. Il 30 novembre Sasa Astarita dice addio alla squadra bianco-azzurra. Dall'attività investigativa emerge che è stato lo stesso giocatore napoletano a chiedere di andare via. Non posso stare più nello spogliatoio, i compagni mi accusano di avere venduto la partita, diceva al telefono con il direttore sportivo del Neapolis, Antonio Ciccarone. Insomma, Astarita rischia di ingoiare il club di Via Petrarca, che potrebbe pagare dazio per responsabilità oggettiva, anche se la società sostiene di essere parte lesa in questo scandalo. E dalle dinamiche poco chiare sul terreno di gioco a quelle fuori dal campo. Ci riferiamo all'incendio che a dicembre distrugge il pulmino dell'Akragas, che i giocatori utilizzavano per raggiungere dalla foresteria lo stadio Esseneto. Poco più di un mese, quasi a metà gennaio, un altro rogo distrugge la Jeep di proprietà dell'allenatore Vincenzo Feola. Solo coincidenze? E intanto dalle intercettazioni viene tirato in ballo un altro giocatore acragantino, il capitano Agatino Chiavaro, chiamato in causa nel corso di un colloquio telefonico tra Astarita e il direttore sportivo del Neapolis, il quale, sorprendendo lo stesso difensore, dice alla vigilia del match fra i due club di conoscere quanto avviene dentro lo spogliatoio bianco-azzurro, anche le scelte tecniche e tattiche di Feola. E dal pentolone delle intercettazioni spunta anche il nome dell'ex allenatore bianco-azzurro Pino Rigoli. Alcuni indagati facevano riferimento ad un presunto incontro con il tecnico e un inaccettabile accostamento ad una vicenda a me del tutto estranea, che lede ovviamente l'onorabilità del sottoscritto. Sono le parole dell'attuale tecnico dell'Agropoli. Comunque vada, per il mondo del pallone è una nuova brutta storia, una pagina davvero buia e triste.